Enzo, come stai? Buongiorno, grande Maggi, lei è sempre un uomo pieno di risorse. Allora, hai visto che abbiamo ripreso lo sprizzetto e ancora una volta la gente gradisce, questo mi fa piacere, perché quando c'è Enzo Marangon così preparato eccetera, siccome è così preparato, oggi sai che ti prendo in castagna? Cosa ho fatto? Oggi voglio parlare del Mose, perché so che in quel periodo sei stato anche assessore in un assessorato importante che era proprio sì, un pezzo della delega alla legge speciale per Venezia. Ecco, quindi conosco benissimo il Mose. Allora. Non mi hai preso in castagna, amico mio. Cosa vuoi sapere sul Mose? Primo, soddisfatto che l'hanno aperto. Con rità, ma è una soddisfazione straordinaria. Pensa che credo a cavallo del 2007-2008, un giorno mi chiama il capo dipartimento di allora, anzi il vicepresidente del Consiglio, e dice: domani pomeriggio viene una delegazione del Parlamento coreano, nordcoreano, e vorrebbero sapere se c'è qualcuno che può dare una spiegazione su come funziona il Mose, di cui hanno sentito parlare e nulla sanno. Ho avuto anche questa, a parte che di parlare con i nordcoreani. È un progetto quasi biblico, nel senso che Mosè ha aperto il Mar Rosso e noi abbiamo bloccato il mare Adriatico. Solo che Mose vuol dire modulo sperimentale elettromeccanico, però sempre a che fare con le acque, ecco. Sempre a che fare con le acque. Però, primo, secondo te tutti i soldi che hanno speso, al di là delle tangenti, di quello che verrà fuori poi dopo nei vari, erano giustificabili e giustificati per se adesso abbiamo assistito alla prima vera non prova, il primo giorno previsti 1,30 di marea, sì, oltre il limite, e ha fatto alzare il Mose, poi è stata 1,19 l'alta marea, e nessuna delle parti delicate di Venezia è andata sotto. È una cosa eccezionale, costa molto la manutenzione, ma si sapeva che moltissimi, come sempre nel nostro paese, preconizzavano che non avrebbe funzionato, che non sarebbe stato efficiente. Invece non è ancora finito, Allora, ci sono ospedali che sono 40 anni che sono in stand-by, che devono ancora essere finiti, altre plessi scolastici. Ma questo era un problema. Qui ci fu. Cos'è stato che ha bloccato la opposizione di una parte intellettuale di Venezia, che ha ostacolato oltre ogni misura la realizzazione di questo, dicendo che non sarebbe funzionato. Questo oppure perché ma costa anche, costicchia. Sì. D'altronde, se tu guardi bene, è un'opera mondiale, è un'opera incredibile. Ci sono le paratie sulle 3 bocche di porto, interrompe l'intero ciclo dell'acqua in laguna, cioè è un'opera incredibile. Ma una delle contestazioni era anche il problema di turbare l'ecosistema? No. Oppure questo era per non interessarsi? Ma no, perché il periodo che la marea è alta sono alcune ore. Finita la marea alta, le paratie vengono abbassate e torna tutto come prima. Tra l'altro hanno fatto dei lavori straordinari di messa in manutenzione di quelle parti. Io ho un amico che sta lavorando al Mose proprio all'interno, perché io non sapevo che il Mose aveva un sostegno di cemento armato sotto acqua. Guarda che è un'opera enorme. Un'opera gigantesca. Mondiale. Del valore mondiale. Quindi dici che tu l'opposizione era fondamentalmente perché non ci credevano. L'opposizione era di natura tecnica, poi esistono in Venezia è una città molto delicata. D'altronde anche i veneziani erano molto lenti nel fare le grandi scelte, le sappiamo noi nel Basso Polesine, con la gestione di 40 anni di discussione per il taglio di Portovero. Il cieco Grotto riuscì in un'opera. Ci fu l'opposizione, il costo anche, perché tutto il Mose è pagato dallo Stato attraverso il CIPE. La regione Veneto tira fuori una lira, i veneti non tirano fuori i veneziani tirano fuori una lira, è lo Stato che si è preso il compito di salvare Venezia attraverso una grandissima opera
che adesso dimostra di Ma funzionare. c'è l'intervento anche internazionale o solo italiano? No, è italiano, CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Quindi, soldi del governo italiano. L'Europa e il mondo intero che tanto hanno a cuore Venezia non Qua a bocca, sì, cioè interventi sui palazzi, ma sul Mose, che tutti... Quindi tu sei contento? Beh, è una cosa, dovrebbero essere contenti tutti gli italiani, in particolare i veneti. Ma tu ti senti un po' anche partecipi di questo? Beh, io mi ricordo che feci nel momento della massima contestazione, c'è ancora qualche foto in giro, andai in consiglio, io e altri 15 andammo in consiglio con la maglietta Sì Mose. Ah sì? Poi i verdi si arrabbiarono. Beh, perché il Mose comunque ha diviso il consiglio, ha diviso le forze politiche, la sinistra era contraria, perché bisogna trovare altri modi più semplici, meno impattanti, meno... E ovviamente gli altri no. Se adesso il problema è questo, se funzionerà come ha funzionato all'inizio, con metodo e cosa, costerà, ma salverà Venezia dalle... Infatti che cosa bisogna fare? Salvare Venezia dalle grandi acque, dalle cosiddette acque grandi. A Venezia chiama l'acqua grande. Perché fu pensato dopo l'alluvione del 1966 che spazzò Venezia con danni enormi, e quindi di fronte la perdiamo così, dobbiamo fare un intervento straordinario. Da lì nasce l'idea del Mose, poi con il tempo andò avanti tutto. Auspichiamo, finendo il nostro intervento, il nostro breve intervento, altre opere così importanti possono avere una gestazione un po' più veloce. Assolutamente, anzi bisogna. Negli altri stati fanno un ponte in 2 giorni. Anche noi però, sai, sì, quando il vogliamo. Ponte di Genova. È vero, vede quando vogliamo. Il ponte di Genova in un anno. È che noi siamo un paese abituato a discutere di ciò di cui si discute. Questa me la vendo. Arrivederci. Questa me la vendo, giuro. Arrivederci. Bella sta frase.